Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con questa edizione di Focus TG, tantissima cronaca ma anche la politica e anche tanti problemi che ci vengono segnalati dai nostri telespettatori. Però apriamo con il terremoto, la forte scossa di terremoto che è stata registrata in Friuli. È stata una notte di paura, la terra ha tremato a nord di Udine e Pordenone in Carnia. Credevo arrivasse l'Orcolat, scrive il Gazzettino, che sarebbe the big one, così viene definito il terremoto negli Stati Uniti. Zona ad alta pericolosità dalle nuove scosse, aftershock, allo scontro tra placche, i rischi che corre questo territorio e poi ancora i controlli agli edifici. Sapete perché si chiama Orcolat? Ve lo diremo tra poco. Quella leggenda che viene dalle montagne. Ci collegheremo tra pochissimo con il nostro inviato dalla nostra redazione di Udine con la nostra TV 12. Ma passiamo subito alla cronaca nera, perché c'è stato un blitz della polizia nel quartiere Piave a Mestre, 7 arresti per 10 rapine. Sentiamo subito in diretta Anna Maria Parisi. Sì, buongiorno direttore, ci troviamo nel cuore di via Piave, proprio a ridosso dei giardinetti, a pochi metri dalla stazione dei treni, dove nella notte è stato eseguito un maxi blitz da parte degli uomini della Polizia di Stato di Venezia con gli agenti della squadra mobile che proprio nel circondario di via Piave hanno effettuato questi 7 arresti nei confronti di persone extracomunitarie, per lo più, anzi tutte senza fissa dimora, 5 resisi responsabili di oltre 10 rapine nella zona. 5 tra i 7 arrestati si trovano appunto in carcere e altri 2 hanno avuto l'espulsione dal tutto il Veneto. E con me Tullio, un residente di via Piave e rappresentante del coordinamento cittadini via Piave, che proprio nel corso del blitz, mentre stava rientrando a casa dopo che era andato a prendersi un kebab intorno alle 3 del mattino, è sfuggito ad un tentativo di furto. Cosa è successo, Tullio? Sì, allora, ciao. Allora, niente, io stavo rientrando a casa, rientravo a casa ieri sera, praticamente avevo un sacchettino di carta con una mezza piadina che stavo, sì, alle 3:15 di notte circa. Mi sono trovato un tunisino che mi si è affiancato con la bici, mi ha chiesto dammi il sacchetto, io 3-4 volte gli ho detto no, gli ho anche risposto a tono vedi andartene via. Cosa ha fatto? A un certo punto butta giù la bicicletta, incomincia a rincorrermi un attimo, io lì per lì la tentazione era di scappare, ho fatto 2-3 metri un attimo allontanandomi, mi sono girato e gli faccio vuoi il sacchetto? Benissimo, ho preso il sacchettino, l'ho accartocciato, l'ho lanciato via, gli faccio valla a prendere. Lui ha rincorso il sacchetto credendo chissà cosa ci fosse dentro, va bene, lo ammetto, non ho esitato, ho preso la bici, gli ho preso la bici e sono scappato via. Quindi direttamente. Gli hai sottratto la bici, sì, per evitare che potesse rincorrere? Certo, sì, assolutamente sì. E quindi sei tornato a casa trovando riparo a casa? Sì, certo, assolutamente. Ecco, purtroppo, direttore, sappiamo bene che episodi di questo tipo accadono non frequentemente in via Piave, ma quotidianamente, più che quotidianamente nel corso di tutta la giornata, esatto, tutti i giorni. Ecco, devo dire che i 7 arrestati si sono resi responsabili, come dicevo, di oltre 10 rapine, per lo più tutte a mano armata, molte delle quali con l'uso dei coltelli. Sì. E dicevi che tu a un certo punto hai visto che lui dalla tasca sembrava tirasse fuori qualcosa, sì, ma quando gli ho detto praticamente no, non ti do niente, devi andartene via, si è avvicinato in maniera un po' leggermente più aggressiva, ha messo la mano in tasca, lì ci ho pensato 2 volte, non ci ho pensato 2 volte, ho proprio fatto questa azione, preso il sacchetto, gliel'ho lanciato via e lui si è interessato a quel sacchettino là di carta e là, come ho detto,
È andata bene, Sì, è sì. andata bene. Grazie Tullio per la tua Figurati. testimonianza. Figurati. Adesso se passa qua dietro sentiamo la Giovanna Luzzi, direttore sempre portavoce del coordinamento cittadini quartiere Piave. Giovanna Luzzi, da sempre Sì. anche lei in prima linea per testimoniare che cosa accade nel suo quartiere. Nel quartiere. Soddisfatta di questo blitz delle forze dell'ordine? Tra l'altro possiamo dire che Tullio chi è? È mio figlio. Suo figlio, Stanotte è arrivato, me l'ha detto. Fatalità. Allora, per carità, le forze dell'ordine non posso dire nulla, continuano a lavorare sicuramente. Li vedi, ieri sera ho visto 3 volte la macchina dei militari e anche della polizia girare in via Sabotino, quindi non è che non girino. Nella laterale Purtroppo, di via Piave, via Sabotino. sì, purtroppo sono come gli scarafaggi, cioè come si muovono da una parte, come la polizia si muove da una parte, loro escono in un altro modo. È una lotta dura, molto dura, perché comunque ce ne sono, ieri sera ce n'erano, erano i soliti volti, sono nigeriani, scuri, dico nigeriani poi, scuri, e sono molto molto cattivi e molto aggressivi. Tra l'altro un particolare che in questi ultimi tempi stiamo osservando: si tengono sempre delle bottiglie di vetro vuote alla fermata dell'autobus. A quale fine? Al fine poi li vedi, se le prendono, le mettono dietro la schiena, aspettano che accada una rissa o qualcosa. È un'arma per loro, chi non hanno qualcosa in tasca hanno l'arma della bottiglia vuota. Ecco, quindi con questo allarme lanciato da Giovanna Luzzi diciamo anche alla cittadinanza, a chi ci sta guardando, e non soltanto alla cittadinanza, chi attraversa via Piave per andare semplicemente alla stazione a prendere il treno, di prestare la massima attenzione. C'è da aggiungere, direttore, che il blitz è stato reso possibile dalla squadra mobile della Questura di Venezia perché gli appostamenti duravano da oltre un mese da parte dei poliziotti. È stato reso possibile grazie a voi cittadini, a voi residenti di via Piave, che siete stati ascoltati a più ripresi proprio dalla Questura di Venezia con le vostre testimonianze su quanto accade quotidianamente qui in via Piave, e grazie alle tante telecamere posizionate proprio qui. Sì, noi cerchiamo di allertare sempre la Questura, quindi è vero, il quartiere purtroppo è molto più grande, più esteso di quello che può sembrare, perché noi diciamo sempre via Piave, ma via Piave è circondata da un quadrato romano, abbiamo tutte strade e stradine parallele che permettono a questi personaggi, per quanto ci siano auto della polizia, dei militari, dei carabinieri, permettono di schivare, perché basta attraversare una strada, entrare in un giardino, girare e uscire dall'altra parte, loro sono già nell'altra strada. Purtroppo questo è il grosso problema di quest'area, quindi non gli si può incolpare di niente. Sono tanti. Solo rendergli merito comunque. Ma infatti loro sono tanti, ma gli altri sono ancora di più, c'è poco da fare. Sì. Grazie a Giovanna Luzzi, residente di via Piave, nonché portavoce del coordinamento cittadini quartiere Piave. La linea torna a te, direttore. Grazie molto Anna Maria Parisi e Sandro Ponchio da via Piave a Mestre. Andiamo avanti con la cronaca nera. Un carabiniere in pensione si era limitato a rimproverare un ragazzo che aveva buttato per terra la scatola della pizza dopo averla mangiata, e per tutta risposta è stato aggredito. È successo a San Martino di Lupari. Una furia, un'aggressione senza senso con una violenza inaudita. È quanto accaduto il 9 marzo scorso a San Martino di Lupari, nei pressi di una pizzeria da asporto. La vittima, un carabiniere in pensione che a un giovane al di fuori del locale aveva semplicemente chiesto di raccogliere il cartone della pizza che aveva visto buttare a terra, come accade spesso. A quel punto l'aggressore, identificato in un giovane di 19 anni, Walid Addab, residente a Tombolo e sinora incensurato, ha sferrato un gancio che ha colpito l'arcata sopraccigliare del carabiniere in pensione, scaraventandolo a terra. Non pago, il 19enne ha continuato a infierire con calci ripetuti alla caviglia. Ripresi i sensi, il 60enne ha chiesto aiuto alla moglie. Trasportato in ospedale a Cittadella, è stato operato e attualmente è a casa con la gamba ingessata e immobile. La prognosi per ora è di 60 giorni. La caviglia potrebbe non tornare più quella di prima. Immediate sono scattate le indagini
immagini dei carabinieri che hanno esaminato le telecamere di videosorveglianza e identificato l'aggressore, riconosciuto anche dalla sua vittima. A quel punto per lui sono scattati gli arresti domiciliari con l'accusa di lesioni pluriaggravate, con il giudice che nell'ordinanza ha sottolineato l'estrema pericolosità sociale del 19enne. E sono spesso giovanissimi i protagonisti di questi gravi fatti di cronaca. È un sedicenne il ragazzo che ha truffato un'anziana estorcendole contanti e gioielli per 50.000 euro. Dopodiché era salito su un treno diretto a Napoli ed è stato però individuato a Roma. Era già arrivato in treno a Roma dopo aver acquistato al volo un biglietto Padova-Napoli. Il sedicenne che ieri si è presentato a casa di una donna di 84 anni residente in città, riuscendo a fuggire con un bottino tra gioielli, contanti e carte di pagamento di 50.000 euro. Era stata la vittima solo in casa in questi giorni perché il marito, 85enne, è ricoverato in ospedale, a chiamare il 113 e chiedere aiuto. Nonostante lo shock, la signora agli agenti delle volanti ha fornito un dettagliato identikit del giovane che si era presentato a casa sua fingendosi un avvocato per incassare la cauzione necessaria a evitare il carcere al figlio che sarebbe stato coinvolto in un grave incidente. Immediate sono scattate le ricerche. Grazie all'esame delle immagini delle telecamere della stazione ferroviaria, gli agenti della squadra mobile hanno individuato il probabile autore della truffa, bloccato in collaborazione con la Polfer del Lazio, una volta giunto a Roma. Con sé giovanissimo, che per la sua età non è imputabile per il reato di estorsione e non può essere arrestato per truffa, aveva tutta la refurtiva, compresi i documenti e le carte di pagamento del marito della vittima. Un pendolarismo criminale, quello tra Padova e Napoli, che sta diventando sempre più frequente. Sono 9 i truffatori arrestati dalla squadra mobile di Padova nel giro di meno di un anno, altri 16, 2 dei quali appena quindicenni, quelli individuati e denunciati per la truffa del falso incidente. 37 le truffe sventate dalla polizia, che ha restituito alle anziane vittime circa 120.000 euro in oro e preziosi e 50.000 euro di denaro contante. Servizio di Chiara Gaiani, oggi in regia Andrea Basso e Alberto Pivetta. Restiamo a Padova, andiamo in diretta da Valentina Visentin perché c'è stato un altro incendio all'ex Configliacchi. I residenti chiedono maggiori controlli. A te Valentina. Sì, buongiorno direttore. Dopo i tragici fatti dell'Epifania, dove proprio all'interno dell'ex Configliacchi che vedete alle mie spalle, negli spazi abbandonati da tempo al degrado, ricorderete la tragedia dell'Epifania dove morirono 3 giovanissimi ragazzi tunisini a causa delle esalazioni di monossido sprigionate da un braciere di fortuna. Ieri un nuovo allarme perché dalle finestre che vedete alle mie spalle è cominciato a uscire del fumo, il segno di un piccolo incendio che fortunatamente questa volta è stato domato in poco tempo. Quando sono entrati all'interno i carabinieri e i vigili del fuoco hanno trovato i resti di un bivacco di fortuna, nessuna persona all'interno, ma in questi giorni di pioggia la struttura abbandonata è tornata ad essere scelta da tanti senza tetto che trovano all'interno di queste stanze sporche e degradate un riparo da questi giorni di pioggia e di freddo. La questione di questo nuovo incendio riapre la questione sulla riqualifica di questa struttura. Ad aprile dovrebbero iniziare i cantieri della prima parte, ma c'è ancora tutta la questione della seconda parte della struttura che deve essere appunto acquistata dalla provincia dopo il raggiungimento di un accordo con la regione. Qui con me c'è Rossella Salvan, che è vicepresidente della consulta di quartiere Arcella. Come residenti, insomma, ieri c'è stata ancora questa paura, questo allarme per il Configliacchi. Che intervento chiedete? Ma a questo punto, visti i fatti, a mio avviso l'abbattimento forse è la soluzione più drastica, però forse quella più efficace, perché comunque hanno fatto vari interventi di muratura delle finestre, di chiusura dei varchi che si creano continuamente, ma non sono efficaci, perché appunto la prova è il fatto che continuano a entrare questi sbandati senza tetto, tossicodipendenti eccetera. Quindi secondo me a questo punto, visti i fatti, visto che già ci sono stati 3 morti, credo che sia necessario un intervento drastico.
I lucchetti in effetti ieri pomeriggio dopo che l'incendio è stato domato sono stati riposizionati sui cancelli principali, e anche le inferriate di alcune finestre di facile accesso sono state ripristinate dal comune, ma appunto la questione rimane aperta. Avete sentito il parere di Rossella Salvan, altri residenti chiedono maggiori controlli, tra di loro anche il consigliere comunale della lista Giordani, Luigi Tarzia, che è anche presidente della prima commissione sicurezza urbana. Ricostruiamo quanto è accaduto ieri e la storia del Configliachi con le dichiarazioni di Tarzia nel nostro servizio. La linea allo studio. Ho aperto la porta, ho visto solo fumo e fiamme e ancora sotto shock Kevin Giannetti, 29enne di Montebelluna, proprietario di uno studio di tatuaggi in Viale Vittoria, a fuoco questa mattina dopo un probabile cortocircuito, una presa elettrica. Erano le 9:30 quando Kevin, entrando dall'ingresso principale del negozio, è stato investito da un'improvvisa nube di fumo, buio e fiamme. Immediata la chiamata ai vigili del fuoco, al lavoro per più di 4 ore per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza lo stabile. Sul posto anche i carabinieri di Volpago del Montello. Secondo i primi rilievi, l'incendio sarebbe stato innescato da una presa elettrica ai piedi del bancone. C'è molta cenere, molto fumo ovviamente, che ha anche imbrattato le pareti. Questo guasto tecnico, questo guasto elettrico plausibilmente è avvenuto nei pressi della cassa. Non ci sono danni strutturali, sicuramente l'odore è forte. Un forte odore dovuto alla combustione di parti plastiche, fumo e cenere, ma nessun danno all'edificio. Il proprietario dello stabile che non era qui in quel momento, era ovviamente preoccupato, ma poi avendo interagito con i vigili del fuoco gli hanno rassicurato il proprietario sul fatto che il problema riguardava solo ed esclusivamente il piano terra. Piano terra quindi inagibile, l'attività dovrà rimanere chiusa per qualche tempo. Avevamo aperto da pochi mesi il negozio con tanti sacrifici, racconta il proprietario, e ora dobbiamo rimboccarci di nuovo le maniche. Allora, questo non era il servizio relativo all'incendio all'ex Configliachi, era un incendio a Montebelluna, come avete sentito, in un servizio di Sharon Di Carlo. Adesso torniamo a vedere il Configliachi, l'ex Configliachi. Verranno ripristinate le recinzioni e le chiusure dell'area dell'ex Configliachi dopo l'ultimo principio di incendio causato con ogni probabilità dal fuoco acceso sui resti di materassi e stracci accumulati da qualcuno che aveva creato un bivacco di fortuna in questi giorni di maltempo. Il comune di Padova si è già attivato. Ad aprile intanto dovrebbero iniziare i cantieri di riqualifica della parte antistante della struttura ex IPAB, che è stata acquistata dall'amministrazione comunale, mentre il resto dell'edificio dovrebbe essere acquistato dalla provincia dopo il raggiungimento dell'accordo di vendita con la regione e l'ente che gestiva l'ex Configliachi. Nel frattempo anche il consigliere della lista Giordani, Luigi Tarzia, che abita nel quartiere Arcella, chiede che l'area venga controllata per evitare tragedie come quella dell'Epifania, costata la vita tra i giovanissimi tunisini morti per le esalazioni di monossido sprigionate da un braciere di fortuna. Ho chiesto che ci sia, a nome dei residenti, ma perché siamo quasi tutti molto preoccupati, visto che la recinzione viene spesso forata, è successo anche tagliata, è successo anche 10 giorni fa. Ho chiesto che ci sia una vigilanza, un presidio continuo, quasi giornaliero, in modo tale che da evitare tragedie come quella del 6 gennaio, dove, ricordo, sono morti 3 ragazzi, uno di 24 anni. Tarzia chiede all'amministrazione un comitato per l'ordine e la sicurezza con la proposta di impiegare uomini e donne dell'esercito dell'operazione Strade Sicure. Fare dei passaggi per vedere, entrare anche dentro, per vedere se ci sono altre intrusioni, perché purtroppo l'altro giorno siamo stati fortunati, insomma, che non è successa un'ulteriore tragedia. Bisogna porre la massima attenzione sulle tematiche della sicurezza urbana. Dico che ultimamente mi pare che siamo presi più da altre dinamiche per quanto riguarda il Configliachi, del cambio della cubatura, del fare la scuola del Marchesi all'ex aree geotermici, ma intanto c'è un luogo che è appetibile nel cuore dell'Arcella. Siamo a San Gregorio Barbarigo, dove ci sono tantissime attività commerciali, c'è una parrocchia vicina, ci sono tante civili abitazioni, e questo luogo va assolutamente monitorato.
Il consigliere della lista Giordani è presidente della prima commissione che si occupa di sicurezza urbana e chiede che la commissione venga convocata proprio per discutere della questione dell'ex Configliacchi in attesa dei cantieri per garantire la sicurezza dell'area ed evitare ancora tragedie. Grazie a Valentina Visentin e a Federico Cibotto. Adesso andiamo in diretta a Villorba da Cristian Arboit e da Simone Merlo, il nostro operatore, perché c'è stato un grave episodio di violenza. Un uomo ha picchiato e rapinato l'ex fidanzata. A te, Cristian. Sì, direttore, buongiorno. Da Fontane di Villorba. Ci troviamo nel parco di Via Po, ci siamo messi al riparo sotto un gazebo. Ci troviamo a poche decine di metri dalla casa teatro di questa rapina particolarmente violenta ai danni di una donna e delle sue due sorelle. Autore del gesto l'ex fidanzato della donna, una 51enne del posto. Cos'è successo? 2 sere fa di fatto l'uomo ha fatto irruzione nella casa abitata dalle sorelle. Inizialmente, per attirare l'attenzione dell'ex fidanzata, ha gridato di fatto che qualcosa stava andando a fuoco in giardino, un cavo elettrico, un cortocircuito. La donna è uscita di casa, ma quando ha visto che non c'era nulla che stava andando a fuoco è rientrata. Da lì l'irruzione dell'uomo all'interno dell'abitazione. L'uomo, un 42enne del posto, è entrato in casa e ha cominciato a inveire contro le donne, intimando loro di consegnargli almeno 30 euro spiccioli, non si sa per quale motivo. Da lì attimi, minuti concitati, tanti gli spintoni, le urla. Alla fine l'uomo si è impossessato di una banconota di 50 euro e di 2 cellulari appartenenti appunto alle 2 sorelle della donna. Poi si è dato alla fuga con una bicicletta, è stato ritrovato poco dopo dagli uomini del nucleo operativo dei Carabinieri in via Trieste, sempre a Villorba. Ma qui si è aperto un nuovo capitolo, per certi versi più inquietante, perché nel corso di una perquisizione domiciliare nella casa dell'uomo, che vive per l'appunto qui nella zona di Villorba, è stata trovata una vera e propria Santa Barbara, 82 munizioni calibro 22, 2 munizioni calibro 28, una balestra con tanto di frecce, del liquido, probabilmente cloroformio, e un visore notturno. Quindi tutto materiale che può essere utilizzato per lo scasso, per le rapine, insomma per reati contro il patrimonio. Questo quindi uno degli aspetti più inquietanti. E qui con me per un commento a caldo di questa vicenda c'è il sindaco di Villorba, Francesco Solico. Buongiorno sindaco. È un fatto, dicevamo, abbastanza inquietante, perché in casa quest'uomo, e forse lo vediamo anche dalle immagini, aveva veramente di tutto. Buongiorno a tutti. Io desidero ringraziare i Carabinieri per aver svolto le operazioni questa notte sul caso e aver risolto questo caso. Le attività delle forze dell'ordine sono sempre più frequenti in collaborazione con la Polizia Municipale, con la Questura, per rendere la cittadinanza, per tutelare la cittadinanza. Non posso dirvi di più perché ci sono ancora delle indagini in corso. Ecco, un messaggio che vorrei dare a tutti è quello di segnalare cose sospette, segnalare le forze dell'ordine. Abbiamo anche il controllo del vicinato, stiamo implementando la videosorveglianza per rendere appunto il territorio un po' più sicuro, e grazie anche alle telecamere di varco è possibile poi venire a rintracciare chi fa atti di questo tipo. Resta il fatto che questo 42enne del posto avrebbe potuto, con ogni probabilità è stato autore di diversi fatti, questo è il sospetto, quindi lei dice fatevi avanti. Sì, ripeto, ci sono indagini in corso, grazie ancora ai Carabinieri che hanno portato a termine questo capitolo di questa persona che finalmente è stato consegnato alla giustizia. E quindi segnalate alle forze dell'ordine qualsiasi sospetto avete, qualsiasi cosa vi dà la sensazione che ci sia qualcosa che non va, segnalate alle forze dell'ordine. Ecco, per il momento, grazie Sindaco, il 42enne si trova in carcere a Treviso. Dovrà spiegare i motivi per i quali aveva in casa questa Santa Barbara. Insomma, le immagini parlano davvero chiare. Con Simone Merlo
Merlo, direttore da Via Po, qui a Fontane di Villorba. Ti restituisco la linea. Grazie molte, grazie Cristian Arboita e Simone Merlo, e torniamo a fatti in cui i protagonisti sono sempre dei ragazzi, in questo caso 6 giovani incappucciati che sono entrati nelle classi dell'Istituto Einaudi Scarpa di Montebelluna insultando i professori per poi darsi alla fuga. Ero a lezione, ad un certo punto ho sentito bussare e ho visto 3 ragazzi, di cui alcuni incappucciati, e quindi ho chiesto loro di fermarsi, solo che sono scappati. Prima le urla, poi gli insulti e la fuga. Un raid durato pochi minuti, quello di 6 giovani bulli incappucciati all'Istituto Einaudi di Montebelluna. Un blitz studiato in ogni minimo dettaglio, a rivelarlo le immagini di videosorveglianza della scuola. Erano entrati dall'ingresso principale di via Sansovino, sono rimasti per qualche minuto addossati al muro, dopodiché un ragazzo ha scritto un messaggio sul cellulare, si vede abbastanza chiaramente, qualcuno apre la porta antincendio al primo piano e questi sono entrati. 6 le incursioni, 6 le classi battute a tappeto e un solo obiettivo: creare paura e confusione. Aprivano la porta, c'era dentro l'insegnante, stava finendo l'ora e li insultavano tutti gli insegnanti che c'erano. Sono entrati anche in bagno, hanno buttato per aria tutto quello che c'era, dalle salviette a carta igienica eccetera. Dopodiché sono scesi di corsa dalle scale, però in uscita erano solo in 4, quindi 2 sono rimasti all'interno della scuola, si sono poi confusi con l'uscita dei ragazzi che è venuta circa 10 minuti dopo. 4 dei 6 baby bulli infatti sarebbero studenti dell'istituto. A inchiodarli alcuni particolari del vestiario, oltre che l'assenza nel registro di classe. Un'idea più chiara di chi fossero ce l'ho e quindi stiamo lavorando anche su queste classi. Tra qualche giorno partiremo anche con un'attività per l'antibullismo con l'intervento di 2 psicologi. Studenti bulli, studenti eroi, 2 facce della stessa medaglia. Di pochi giorni fa infatti la storia di Cristian, il giovane trevigiano dell'Istituto Einaudi, che ha inseguito uno scippatore riuscendo a restituire alla professoressa il portafoglio rubato. Questi sono i nostri ragazzi, possiamo agire solo se c'è anche un'alleanza con le famiglie. Molto spesso questo avviene ed è molto significativo l'intervento che possiamo fare, come può essere il controllo antidroga fatto con i cani settimana scorsa, eccetera, dove ci sono le famiglie che recepiscono chiaramente questi problemi e ci aiutano. Noi abbiamo una possibilità di successo molto alta. E vediamo cosa è successo a Gaglio sull'altopiano. Alle Melette ha chiesto scusa e pagherà i danni il ladro del gatto delle nevi. È un uomo che di notte si è impossessato di questo gatto delle nevi e ha fatto delle peripezie sulle piste facendo anche dei danni, ma è stato individuato e ha chiesto scusa. Questo è il giornale di Vicenza. È stata annullata l'esibizione al Molo 5 di Marghera del trapper che svilisce le donne nei testi molto violenti, si chiama Niki Savage. Soddisfatta la Fondazione Festo che ora chiede un tavolo di regolamentazione. Dopo gli appelli dei giorni scorsi ai gestori del Molo 5 e alle istituzioni è arrivata la decisione. Il trapper Niki Savage non si esibirà sabato 30 marzo nella discoteca. Grande soddisfazione per la Fondazione Festo che in questi giorni si è fatta portavoce dei timori di molte famiglie affinché l'esibizione del trapper si annullasse come fatto nei mesi precedenti da un locale di Castelfranco Veneto. Ci dà soddisfazione, però il nostro obiettivo non era il Molo 5 in sé come spettacolo e come locale. Il nostro obiettivo è chi crea questo tipo di prodotto, se tale lo possiamo chiamare. Siamo abbastanza convinti che per questioni di pubblica sicurezza l'evento, o meglio la sua esibizione, doveva essere eliminata. In questo caso questo artista comunque è molto famoso in tutta Italia, è molto famoso sui social e non pensavamo che potesse tirare avanti una polemica come quella che è stata creata. Ma per 2 eventi annullati ce ne sono altri organizzati nelle prossime settimane: Bussolengo, Padova, Treviso, Vicenza, per cui la Fondazione lancia un appello affinché ci si allinei.
col motivo per cui vogliamo coinvolgere anche l'Anci Veneto. Partirà una lettera a Mario Conte qua proprio nelle prossime ore, e vogliamo coinvolgere anche tutto il resto dei locali. I prefetti e questori sono coinvolti per aprire questo tavolo di trattativa. Annullate questo tipo di eventi, non fatevi partecipi di questo scempio della dignità e della libertà. Il presidente della fondazione è stato ricevuto da prefetto e questore di Venezia insieme a comandante dei Carabinieri e Guardia di Finanza, a cui ha rivolto una proposta. Di aprire un dialogo con tutte le sale da ballo per trovare un protocollo che possa assicurare i nostri ragazzi e proteggere i nostri ragazzi da questa forma di violenza, e che va a minare proprio le basi sociali della nostra convivenza. La donna è un soggetto da difendere, la violenza va bandita dalle sale da ballo, anche solo come forma cantata, e va assolutamente assicurate i dettami della Costituzione che prevedono proprio la difesa della dignità umana. La vittoria sarebbe se tutte le agenzie che producono e creano questi fenomeni cambiassero rotta. Una linea da seguire, anche quella che a questo punto si chiede chi organizza eventi di intrattenimento. Ci chiediamo quale linea guida dobbiamo prendere per il futuro, perché ad oggi non ce ne sono. Ad oggi siamo liberi di poter fare quello che vogliamo, però come abbiamo visto in questa data dei clamori possono venire fuori, e quindi anche noi adesso ci troviamo davanti a un punto di domanda nel dire domani cosa dobbiamo fare. In ogni caso sabato la serata avrà svolta come tutti i sabati, e confidiamo che i ragazzi vengano lì per un sano divertimento e per passare un sabato sera diverso in occasione di Pasqua. La forte scossa di terremoto è in Friuli, a nord di Pordenone e di Udine. Andiamo subito in diretta dal nostro collega Omar Costantini. A te Omar. Finisse il servizio e se ne passano solo. Vediamo se ci sente. Vai pure, siete in diretta. Tecnologia. No, è che mi aspetti per un solo a lui. Immagini, infatti. Mi sa che non ci sente Costantini, ma lo avrei. Andiamo avanti con l'inchiesta che riguarda la morte di un operaio nella cava delle Bandie. Si va verso il processo a carico dell'imprenditore Remo Mosole e dei due figli che, dice Remo Mosole, un grande imprenditore del Veneto: sono sereno, la giustizia faccia il suo corso. Ho pianto per questo ragazzo, ho pianto. Adesso sono sereno, aspetto la sentenza, non sono neanche minimamente preoccupato, non sono preoccupato. Se c'è una linea di giustizia io non c'entro niente. La Procura della Repubblica di Treviso si appresta a chiedere il processo per l'imprenditore Remo Mosole e per i due figli Mara e Rudy, in seguito alla morte sul lavoro il 16 gennaio del 2023 del 31enne Andrei Perepuini, operaio di origini moldave, padre di una bambina di 5 anni rimasto schiacciato da un cumulo di ghiaia nella cava Le Bandie di Lovadina. La perizia tecnica della difesa ricostruisce una diversa dinamica dei fatti rispetto a quella del consulente del sostituto procuratore Massimo De Bortoli, che detiene il fascicolo sul caso. L'ipotesi dei difensori dei Mosole è che il 31enne abbia compiuto una leggerezza. Lì, ha più volte ripetuto il patron Remo, Andrei non si doveva trovare. Alle 7:21 ho parlato con lui. Andrei, mi raccomando, solo guardare, stavo dentro alla televisione che guardi tutti i nastri che funzionano. Pioveva come oggi. Era stato lo stesso Mosole, scavando con le mani insieme agli altri dipendenti, a trovare il 31enne ormai morto incastrato in una delle bocchette. Al consulente della procura, il pubblico ministero, che continua a ravvisare invece delle responsabilità in carico al CDA dell'azienda, ha chiesto delle controdeduzioni per poi procedere con la richiesta di rinvio a giudizio. La famiglia risarcita non intende costituirsi parte civile. La moglie del 31enne lavorava come cameriera al vicino hotel Taissi. Adesso fanno quello che è giusto fare. Giusto, abbiamo pagato, abbiamo iniziato, quelli sono tanto i signori e io sono tanto più povero mentalmente e anche nel cuore. Ma non è questo che mi dispiace. Io credevo essere indenne perché sono sempre sopra il lavoro. I lavori pericolosi li ho fatti tutti io sulla mia azienda.
la legge deve fare la legge, no, impiegare tutti i imprenditori che vogliono fare lavoro alla gente. Allora proviamo a ricollegarci con Omar Costantini da Socchieve, una località del Friuli. C'è stata una forte scossa di terremoto. A te la linea, Omar. Eccoci qua con il sindaco di Socchieve per raccontare insomma quello che è accaduto alle 22:19 quando la terra è tornata, come si dice, a muoversi, e soprattutto il ricordo dell'Orcolat si è rimaterializzato, no signor sindaco? Certo, possiamo rifare? Mi scusi, volevo dire, il ricordo è andato nel 76 proprio nell'Orcolat, non in quella giornata lì, e ieri sera abbiamo assistito nuovamente a questo brutto momento accanto al fuoco, che eravamo lì durante le prime ore serali, e la tanta paura e incredulità che mai non mi aspettavo più un momento di paura come l'ho vissuto ieri sera. È mancata improvvisamente anche l'energia elettrica e quindi paura su paura, ma per fortuna incidenti non ci sono stati. Qualche danno materiale, qualche danno risolvibile. Ci siamo collegati con la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia per fare un briefing, per capire un attimino la reale situazione. Abbiamo constatato che anche i comuni contermini al nostro non hanno avuto grandi danni. Abbiamo invece noi verificato stamattina con la Protezione Civile, con i tecnici, la scuola, perché riteniamo un luogo sensibile e strategico, non sono emerse criticità e quindi torniamo alla vita normale come eravamo in questi ultimi tempi abituati. Noi qui tra l'altro siamo proprio all'interno della scuola per controllare, no, che sia tutto in regola. Sì, abbiamo appena terminato mezz'ora fa il sopralluogo con il direttore della Protezione Civile e con i funzionari regionali. Mi hanno garantito che la scuola non ha subito danni e che quindi i ragazzi subito dopo le vacanze di Pasqua possono liberamente tornare alla loro attività. Ecco, quello che conta, signor sindaco, è che purtroppo c'è stata chiaramente la paura, però alla fine uno spavento è chiusa lì. È uno spavento sì, che non si riesce a cancellare facilmente. Mi auguro di non assistere più a fenomeni come questi, ve lo dico liberamente, col cuore in mano, perché vivere quei momenti lì veramente è una cosa brutta. E da Socchieve è tutto. Grazie molte al nostro collega di TV12. L'ultima emittente rilevata dal nostro editore ingegner Filippo Giannakopoulos. Sono 5 ormai le reti che compongono il network di Media Nord-Est, Antenna 3, Rete Veneta, Tele Nord-Est, Tele 4 a Trieste e TV12 a Udine, quindi una copertura enorme di tutto il territorio di cui tengono ovviamente conto anche i nostri inserzionisti. Ma sull'Orcolat, cioè il terremoto, così viene chiamato dai friulani, l'orcaccio, vediamo il servizio della nostra redazione di Udine. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha aggiornato i dati relativi al terremoto avvenuto alle 22:19. Il sisma ha avuto magnitudo 4.1, ipocentro a 10 km di profondità ed epicentro a 5 dai comuni di Socchieve e Tramonti di Sopra, non lontano dal Passo Rest. Al momento sono seguite almeno 6 lievi scosse di assestamento, la più forte delle quali di magnitudo 2.3 alle 22:45. Il sisma è stato avvertito in tutta la regione, da Pordenone a Udine a Trieste, ma anche in Veneto, in Trentino Alto Adige, nelle confinanti Austria e Slovenia. I centralini dei Vigili del Fuoco hanno ricevuto decine e decine di telefonate. Secondo la Protezione Civile, la scossa è stata avvertita dalla popolazione, ma dalle prime verifiche non risulterebbero danni a persone o cose. Alcune tegole di vecchi fabbricati sono cadute a terra durante il movimento tellurico nel comune di Socchieve. In corso la verifica se vi siano ulteriori danni strutturali. Torniamo in Veneto con la tragedia di Longare. Un bambino di 2 anni è trovato morto ed è stato trovato morto dalla madre, nei cui confronti è stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo.
Lungare. Solo l'autopsia potrà stabilire la causa della morte improvvisa di un bimbo di 2 anni morto ieri sera tra le braccia della madre. Andrea Restiglian, il più piccolo di 4 figli, stava facendo il bagnetto quando è avvenuto un improvviso malore che gli avrebbe provocato un arresto cardiocircolatorio. La madre avrebbe trovato il piccolo a terra dopo essersi allontanata per pochi istanti. Immediato l'allarme al SUEM 118, intervenuto prontamente. I sanitari, purtroppo, nonostante i suggerimenti dati alla donna per tentare di rianimare il bimbo mentre sopraggiungevano, una volta arrivati nell'abitazione della famiglia in via Crosara, non hanno potuto far altro che constatare la morte del piccolo Andrea. Impossibile stabilire l'esatta causa della morte. In casa sono poi sopraggiunti anche i carabinieri che hanno raccolto le prime testimonianze. Il piccolo non avrebbe manifestato negli ultimi tempi problemi particolari di salute. Per fugare ogni dubbio sarà necessario ascoltare anche il pediatra, mentre il magistrato ha disposto l'autopsia, senza iscrivere però nessuna persona sul registro degli indagati. La famiglia Restiglian, molto conosciuta in paese, si è chiusa nel proprio dolore, stretta nell'abbraccio della comunità, scioccata dalla notizia della tragedia. E un'altra tragedia, quella nei cieli di Trevignano, che è costata la vita a marito e moglie. L'ultraleggero su cui si trovavano sarà presto trasferito dal luogo dello schianto in un hangar dove il motore sarà smontato pezzo per pezzo. Saranno indagini molto meticolose, spiegano alla procura, e intanto venerdì alla Chiesa votiva l'addio alla coppia. È un aereo che è precipitato, come ricorderete, all'interno del giardino di una abitazione privata. Il motore in particolare doveva essere smontato per accertare cause della probabile avaria che è all'origine della caduta. Sono accertamenti complessi che richiederanno qualche mese. Sarà smontato pezzo per pezzo il motore dell'ultraleggero su cui viaggiavano il tenente colonnello Lanfranco De Gennaro e la moglie Lucia Buccieri, schiantatosi al suolo sabato scorso nel giardino di un'abitazione in Vicolo Alpini a Trevignano. Bisogna ricostruire, senza lasciare nulla al caso, gli attimi prima della collisione al suolo, che non ha lasciato scampo a marito e moglie e che solo per miracolo non ha coinvolto altre persone, a cominciare dalla proprietaria di casa. Omicidio colposo e disastro aereo colposo, le ipotesi di reato ancora a carico di ignoti, su cui lavorano in maniera congiunta Procura Trevigiana e ANSV, l'Agenzia Nazionale di Sicurezza in Volo. I rilievi saranno affidati a personale esperto. Saranno svolti dall'Autorità Nazionale per la Sicurezza dei Voli, che è diretta da un generale che ha preso contatti col pubblico ministero incaricato delle indagini, e noi attenderemo l'esito di queste indagini, di questi accertamenti. Il velivolo è sotto sequestro e appena possibile sarà trasferito in un hangar in zona. In maniera da metterlo a riparo dalle intemperie per gli accertamenti che saranno svolti dall'Autorità Nazionale sulla Sicurezza dei Voli, e anche per liberare la casa alle persone che hanno avuto la sfortuna di vederselo cadere quasi addosso. Intanto le comunità di Udine, Grado e Treviso, luoghi di origine e residenza di De Gennaro e Buccieri, si preparano per l'ultimo saluto previsto venerdì alle 11 nella chiesa trevigiana votiva di Santa Maria Ausiliatrice, luogo scelto anche per gli ampi spazi. In tanti conoscevano la coppia, lui una vita nell'aeronautica, lei nel mondo della scuola. L'addio all'imprenditore trevigiano Michele Malenotti, che aveva fondato con la sua famiglia e gestito per tanti anni un noto marchio dell'abbigliamento Belstaff. È morto in un incidente stradale. Hanno partecipato al lutto Paolo Berlusconi e molti altri imprenditori. È arrivato anche un messaggio da Arnold Schwarzenegger. Vediamo il servizio di Nicola Marcato. Sotto una pioggia incessante, amici e parenti si sono riuniti per dare l'ultimo saluto a Michele Malenotti, l'imprenditore moglianese tragicamente scomparso in un incidente all'alba di sabato a Scorzè. Nella chiesa di San Francesco, affollata da oltre 400 persone, la moglie e i 6 figli, si sono tenute le esequie in forma strettamente privata, con loro anche Paolo Berlusconi. Io penso che ognuno di noi, di fronte alla notizia della morte di Michele, ecco, ci sia stato un po' questo sbigottimento, questo senso di smarrimento. Nonostante il cuore spezzato, Ignazio, il figlio maggiore, ha trovato la forza di leggere una toccante lettera per suo padre, rendendo omaggio alla sua memoria e al suo impegno instancabile. Solo insieme potremo affrontare gli ostacoli che ci attendono. Mamma, io sono pronto.
fratelli miei, voi siete la mia vita. Famiglia, vi voglio bene, ci sono qui io per voi. Sempre Ignazio, pochi giorni fa, aveva avviato una raccolta fondi su una piattaforma online. Le donazioni in pochissimo tempo hanno superato i 121.000 euro, dimostrando il grande affetto e la stima che Michele aveva fra gli amici. Papà, siamo tutti a conoscenza della persona che è. Il sostegno collettivo che abbiamo ricevuto è soltanto una ripetuta. Il figlio ha condiviso poi una commovente lettera di Arnold Schwarzenegger, caro amico di lunga data di Michele, che ha reso omaggio alla sua memoria. Nelle sue parole Schwarzenegger ha sottolineato quanto Michele fosse amato e rispettato da tutti coloro che hanno avuto il privilegio di condividere momenti con lui. La sua presenza luminosa e il suo impegno instancabile nel fare del bene hanno lasciato un'impronta tangibile nella vita di chiunque abbia incrociato il suo cammino. Servizio di Nicola Marcato. Più tardi parleremo di politica, avremo qui ospite in studio Roberto Marcato, assessore allo sviluppo economico. Sarà un'occasione per fare il punto sulla Lega e sui rapporti con gli alleati in vista delle elezioni dell'8 e il 9 giugno. Poi chiederemo a Marcato anche un parere sulla decisione, sulla dichiarazione di Matteo Salvini, che ieri ha proposto di mettere un tetto del 20% alla presenza di ragazzi stranieri nelle scuole. Tanto in vista della Pasqua, di Pasqua e Pasquetta, controlli nella Marca Trevigiana, in prefettura il vertice con le forze dell'ordine in cui si è deciso che i dispositivi, come accade in queste circostanze, saranno rafforzati. Come ogni anno noi nel periodo di Pasqua intensifichiamo i servizi di controllo del territorio, sia per quanto riguarda gli obiettivi che definiamo sensibili, sia per quanto riguarda anche la vigilanza sulle rete autostradale e stradale, dove si verifica sempre un'intensificazione del traffico. Per quanto riguarda questo particolare periodo è chiaro che c'è un'attenzione ancora più particolare. Saranno controlli rafforzati quelli che riguarderanno l'intera Marca Trevigiana da qui ai prossimi giorni. Il punto con tutte le forze dell'ordine è stato fatto in prefettura, obiettivo minimizzare i rischi in un periodo di celebrazioni e spostamenti, con un'allerta antiterrorismo generalizzata a tutto il paese dopo gli attentati di Mosca, ma di fatto già decretata dal Viminale dopo l'attacco di Hamas a Israele il 7 ottobre scorso. Massima attenzione dunque ai cosiddetti obiettivi sensibili. Sono in luoghi di aggregazione, in particolare quelli dove si tengono le funzioni religiose e poi i luoghi di aggregazione, i luoghi di richiamo turistici, oltre agli obiettivi istituzionali. Nel capoluogo dispositivi ulteriori saranno garantiti dalla polizia locale, si prevede un grosso afflusso di visitatori. La città è pronta ad accogliere cittadini, visitatori, turisti nella massima sicurezza. Sicurezza stradale e prevenzione di furti in casa tra le priorità. C'è un dispositivo che rispetto alle altre settimane è rafforzato e dedica maggiore attenzione e più vigilanza alla situazione in atto. Una Pasqua attenta e serena. Auguri a tutti. Bollette alle stelle, quindi un grido di dolore da parte di commercianti, ristoratori, imprenditori, famiglie. Andiamo per questo a Bassano del Grappa da Monica Smidele, perché il centro consumatori sta correndo ai ripari. A te Monica. Sì, buongiorno a te direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Sarà una Pasqua amara per tantissime famiglie, per tantissimi consumatori che si trovano a fare i conti con il caro bollette. Qui al centro consumatori Italia arrivano tantissime persone con maxi bollette, ne ho in mano una da 1.700 euro. Con me c'è Antonio Tognoni, che è appunto referente locale qui a Rossano Veneto del Centro Consumatori Italia. Allora, che cosa sta succedendo? In più preoccupa anche l'imminente passaggio dal mercato tutelato al mercato libero per molti utenti. Sì, un po' diciamo che sta succedendo un po' quello che avevamo immaginato. Il passaggio al mercato libero è un passaggio che non tutti ancora hanno compreso. Vorrà dire che il mercato tutelato non sarà più attivo a partire da luglio,
solo per le persone al di sotto dei 75 anni. Quindi io voglio comunque dare una raccomandazione a tutti quanti: quando fate un passaggio al mercato libero chiedete sempre il prezzo in anticipo, fatevi fare magari un preventivo, il prezzo del costo dell'energia, perché il costo dell'energia medio è fissato dall'ARERA, ma ovviamente nel mercato libero ognuno può fare il prezzo che vuole. Quindi accertatevi prima che il prezzo che vi viene dato è un prezzo scritto, intanto messo nero su bianco e garantito, quindi anche per evitare poi problematiche, anche sorprese, bollette magari stratosferiche che voi non vi rendete conto. Ci racconta qualche caso? Lei mi diceva, io ho persone che arrivano qui disperate tutti i giorni. Sì, anche ieri sono venute delle persone che hanno delle voci in bolletta che non sono quelle previste, diciamo, dall'ARERA. Noi vogliamo sempre dare il consiglio che è quello di guardarsi bene attentamente la bolletta. Io capisco che molte persone fanno fatica a capire bene il meccanismo, però ricordatevi che nella bolletta, all'interno di questa, alla seconda, alla terza pagina, c'è sempre il riepilogo generale dell'energia. Quindi voi troverete sempre obbligatoriamente il costo energia e il costo delle imposte. Guardate sempre il costo energia, perché il costo energia è il prezzo fondamentale che vi stabilisce il valore in sé della bolletta, perché poi le imposte che vengono applicate sono uguali per tutti sulla base del consumo che viene fatto. Ci mettiamo però nei panni di una persona anziana che deve leggere una bolletta con pagine e pagine di voci. Sì, ecco, un'altra cosa importantissima: quando ricevete delle telefonate di presunti che si spacciano sono dell'Enel, sono qua, dobbiamo fare un controllo. Attenzione, non esistono persone che chiamano effettivamente dall'Enel per fare questo tipo di cose. Quindi diffidate sempre quando vi arrivano telefonate strane: signora, stiamo facendo un controllo, dobbiamo verificare, eccetera. Purtroppo qualcuno ci cade, comunica i propri dati, quindi ricordatevi che vi chiederanno sempre o il POD o il PDR. Questi sono codici identificativi del vostro contatore. Quando voi ricevete queste richieste, diffidate sempre o contattate noi e noi vi sapremo dire se c'è un fondamento su quello che chiedono. Normalmente quando un gestore chiede qualcosa ve lo manda per iscritto, o via mail o via lettera, quindi diffidate sempre da chi viene, perché purtroppo abbiamo constatato che ci sono state delle persone che sono state frodate. Addirittura proprio ieri raccontavo poco prima che abbiamo avuto una signora che è stata gli è stato cambiato il gestore e questa poverina non si ricordava niente. Abbiamo fatto richiesta al gestore di avere la copia della registrazione e guarda caso ci hanno detto: va bene, annulleremo le fatture. Questo significa che probabilmente qualcuno ha fatto il contratto a sua insaputa. Ecco, attenzione a questi passaggi qui. Quando vedete che c'è qualcosa che non va, che le fatture classiche non vi arrivano con il gestore dove voi eravate sempre stati, magari siete sempre stati come clienti, allora là dovete cominciare a sospettare. Comunque vi ricordo che l'ARERA nel suo sito internet ha anche un link dove si può conoscere la propria posizione dei propri contatori. Basta fare una richiestina, un modulo e allegare un documento e l'ARERA entro 2 o 3 giorni vi risponde subito. Quindi attenzione, il messaggio è questo: attenzione alle tariffe, ma attenzione soprattutto alle truffe. Io ringrazio Antonio Tognoni del Centro Consumatori Italia, restituisco direttore la linea allo studio. Grazie molte a Monica Smiderle, al nostro operatore Renzo Rigon. È particolarmente doloroso l'appello dei ristoratori che sono afflitti da questo caro bollette. Sentiamo Roberto Astuni. La situazione oggi è drammatica, possiamo definirla assolutamente così. Ci sono locali che devono chiudere più giorni, noi ad esempio adesso la domenica siamo chiusi proprio per riuscire a dare riposi giusti al personale, ne cerchiamo altro ma non arriva nessun curriculum. Una
Una situazione che Roberto Astuni non esita a definire drammatica. Lavoro ce n'è e anche parecchio. Il turismo va a gonfie vele, l'enogastronomia ha un grande seguito. Un trend positivo, quello del settore della ristorazione, che deve però fare i conti con la carenza di personale. Mancano all'appello baristi, camerieri, ma anche cuochi. Non si trova personale, ma non solo personale formato, qualificato, anche personale da formare, da qualificare. È un grosso problema, questo fa rallentare l'economia enogastronomica, soprattutto in un periodo felice come questo a Bassano, che è il periodo degli asparagi. I giovani non hanno più voglia di fare questo mestiere, spiega Astuni, e le imprese sono costrette a riorganizzare i turni del personale e gli orari di apertura, rinunciando anche a qualche prenotazione proprio per la mancanza di forza lavoro. I dati sono sconfortanti perché anche chi fa questo tipo di scuole, quindi le scuole alberghiere eccetera, alla fine non va a fare questo lavoro e le iscrizioni sono in netto calo. Ma non c'è soltanto il problema del personale, è sempre caldo il tema del caro bollette. I costi di energia elettrica e gas continuano a pesare molto sui bilanci e poi spaventa la nuova tariffazione dei rifiuti. Questo potrebbe pesare in modo importante soprattutto nelle strutture alberghiere, perché se adotteranno un principio di metri quadrati, le camere, sapete, non producono i rifiuti, la sala e la cucina sì, ma messi insieme verrebbero fuori cifre insostenibili. Da Bassano del Grappa a Vicenza, perché ci sono i cantieri della TAV all'alta velocità sui terreni dell'IPAB. Il presidente è pronto alle barricate. Da Altavilla Vicentina sentiamo Carlo Alberto Inghilleri. Piove su Vicenza, piovono polemiche e oggi quello che si consuma è un vero e proprio scontro tra IPAB Vicenza e Iricav. Ci troviamo in una strada di proprietà di IPAB Vicenza, questo è un campo di quasi 3 ettari di proprietà di IPAB, ma Iricav è riuscita con un decreto di urgenza a farsi assegnare questo terreno per costruire un campo base a servizio dei cantieri dell'alta velocità. Oggi si sono presentati i tecnici di Iricav e hanno trovato la netta opposizione del presidente di IPAB, Ermanno Angonese. Che cosa ha detto ai tecnici? Ho detto ai tecnici che IPAB è fortemente amareggiata per questo tipo di scelta e di occupazione, in quanto questo terreno è una risorsa fondamentale per l'ente. Noi abbiamo un progetto di alienazione a mezzo di asta pubblica che potrebbe produrci 2,5 milioni di euro di ricavi. Addirittura, invece quanto vi ha proposto come indennità Iricav? Ha proposto 20.000 euro di indennità all'anno. Quindi veramente un'inezia in confronto. Voi perché volevate vendere questo terreno? Noi vogliamo vendere questo terreno perché nei progetti di sviluppo dell'ente vogliamo realizzare, per soddisfare i bisogni futuri della città, 2 nuove RSA, per le quali abbiamo già i progetti in itinere. Sì, perché la popolazione invecchia e quindi c'è bisogno di avere più spazi per IPAB Vicenza. Anni la città si dovrà dotare di almeno 2 nuove RSA moderne di tipologia post-Covid. Questa era un'opportunità quindi? Questa era un'opportunità, ma diciamo ciò che amareggia ancora di più è il fatto che Iricav sia rimasta sorda a una proposta conciliativa che risolverebbe tutti i problemi. Noi ci teniamo questo bene e proponiamo che l'occupazione per fare l'area di cantiere avvenga su un altro bene di nostra proprietà, senza interessi di terzi, che è a 500 metri da questo posto, anzi è ancora più agibile rispetto alle esigenze del cantiere perché è sempre lungo la statale dalla parte dell'area ferroviaria. Iricav rispetto a questa proposta è rimasta sorda e non ha neppure risposto alle nostre istanze. L'appello mio è che le istituzioni intervengano affinché IPAB non abbia i danni che sta subendo. Quali sono le istituzioni che potrebbero intervenire? Tutte, a livello locale, regionale e nazionale. Quindi l'appello del presidente di IPAB, Ermanno Angonese, è lanciato, vedremo se Iricav continuerà a rimanere sorda. Insomma, non tutto è perduto? No, assolutamente. Infatti la nostra è una proposta conciliativa che non danneggia terzi, non danneggia nessuno, ma soprattutto fa gli interessi di IPAB che ne ha bisogno. Intervista di Carlo Alberto Inghilleri, che è il capo della nostra redazione vicentina. Andiamo in pubblicità e dopo la pubblicità avremo qui in studio Roberto Marcato. A tra poco.
Di nuovo in diretta con Focus TG, saluto e ringrazio molto l'assessore alle attività produttive del Veneto, Roberto Marcato. Grazie assessore. A lei, direttore, buongiorno. Grazie molto, bentornato. Insomma, tanti temi sul tappeto, davvero si va verso le elezioni amministrative europee dell'8-9 giugno con grandi fibrillazioni, fermenti, sorprese anche perché finora l'unico candidato comune del centrodestra è quello di Rovigo. Per il resto ci sono situazioni a Vittorio Veneto, a Bassano del Grappa, a Chioggia, dove davvero ci sono fratture tra alleati, no? Bassano del Grappa è un caso veramente piuttosto inedito, perché da una parte c'è la candidatura di Nicola Finco con Forza Italia, Lega e Democrazia Cristiana, dall'altra parte con Fratelli d'Italia Elena Pavan, l'attuale sindaco. È una situazione abbastanza delicata, perché io ho l'impressione che Fratelli d'Italia non voglia creare tensioni in Consiglio regionale, in Giunta, perché sarebbe troppo eclatante, però cercano di lavorarci ai fianchi con queste tensioni locali. Io capisco anche la voglia di emergere visto il consenso nazionale, però insomma, se io fossi in loro sarei un po' più cauto, perché la lezione che abbiamo ricevuto tutti dalle elezioni in Sardegna è chiara e netta. Intanto, ma questo è un errore che abbiamo fatto, io me lo ricordo quando c'è stata l'esplosione della Lega negli anni 90, e io mi ricordo avevo i segretari di sezione che dicevano: io nel mio paese ho il 40%, no. Che avevo un voto politico al tuo paese del 40%, poi si andava al voto e inevitabilmente ci scontravamo contro un non consenso amministrativo. Quindi insomma bisogna stare un po' attenti. Ho l'impressione che ci sia questo allungo da parte di Fratelli d'Italia in situazioni locali. Abbiamo Bassano, ma c'è anche il caso di Chioggia, insomma ce ne sono tanti in giro su cui andrebbe fatta una riflessione, dopodiché è del tutto evidente che bisogna avere autorevolezza nelle trattative. A un certo punto bisogna chiuderle, cioè non possiamo andare avanti così, perché insomma, noi se non ci presentiamo come centrodestra unito rischiamo di regalare ai nostri avversari politici roccaforti importanti, comuni importanti, e poi è difficile recuperarli. Quindi insomma bisogna tenere la barra dritta. Spero che ci sia questa volontà da parte dei dirigenti regionali e provinciali della Lega nel fare questo, insomma. Ecco, vediamo, restando a Bassano del Grappa, si sta parlando molto di una ripicca della sindaca Elena Pavan, che ha tolto le deleghe a Mariano Scotton, togliendogli il Giro d'Italia, una punizione per essere passato dall'altra parte della barricata. Vediamo, sentiamo Alex Giuliano. Vi ricordate questa vignetta che girava qualche tempo fa in città? Il ponte è mio e ci gioco solo io, con una caricatura della sindaca Elena Pavan in veste di bimba capricciosa. Tenetela a mente perché fra poco ci torniamo. Prima bisogna fare un passo indietro alla giornata di ieri, quando Elena Pavan ha deciso di togliere al suo assessore Mariano Scotton il coordinamento e la gestione del prossimo Giro d'Italia previsto in città per il 25 maggio. Una punizione a tutti gli effetti, un dispetto, suggeriscono in molti, per non dare visibilità a Scotton, colpevole di essersi schierato con la coalizione di centro, proprio lì dove non c'è spazio per Elena Pavan. E allora ecco la ripicca politica che il senatore di Forza Italia, Pierantonio Zanettin, commenta in modo molto duro parlando di ritorsione. La ritorsione attuata dal sindaco Pavan nei confronti di Mariano Scotton mi pare una piccineria degna dell'asilo infantile.
Tra l'altro è una scelta autolesionista, perché Mariano Scotton ha una specifica competenza nella organizzazione degli eventi sportivi che nessun altro ha in Comune di Bassano. Non dimentichiamo che è un apprezzatissimo dirigente della Federtennis nazionale e regionale. Invito quindi la sindaca a un supplemento di riflessione. E rieccoci alla vignetta della bimba con in mano il giocattolo del ponte e il broncio. Una scelta, quella di togliere il Giro d'Italia a Scotton, che rischia di penalizzare proprio Bassano, una città che almeno fino a giugno la sindaca dovrebbe valorizzare, e togliere dall'organizzazione del Giro un assessore esperto come Scotton, con alle spalle 7 competizioni internazionali portate e gestite in città, appare un azzardo, o come ha detto il senatore Zanettin, una piccineria degna dell'asilo infantile. Servizio di Alex Giuliano, che assessore, poi ci sono le ritorsioni, le vendette. Sì, allora capisco, come dire, umanamente posso capire la rabbia di un sindaco che si vede una parte della maggioranza che si candida contro di lei, la posso capire, però quando tu amministri un comune importante come quello di Bassano, lasciargli le deleghe e farlo lavorare, in realtà daresti una dimostrazione di grande forza e coerenza, e dire, insomma, io antepongo la città a qualsiasi bega politica, antepongo l'interesse dei bassanesi a qualsiasi dinamica di partito, perché per me la cosa più importante è Bassano. Quindi questo assessore ha lavorato bene fino ad oggi, bene, continua a lavorare tranquillamente e serenamente fino alla fine del tuo mandato, dopodiché andremo in campagna elettorale, la gente voterà e dirà chi vorrà come sindaco, però avrebbe dimostrato forza e invece lei ha reagito come si reagisce nei rapporti personali, familiari, amicali, amorosi, esatto. Ma la gestione della cosa pubblica è un'altra cosa. Parla uno, insomma, io sono sanguigno, però quando hai sulle spalle la responsabilità dei tuoi cittadini devi avere lo sguardo lungo. E così, vediamo anche a Vittorio Veneto, dove c'è stato un altro strappo. Il candidato sindaco sarà Gianluca Posocco, guiderà la nuova formazione ispirata da Gian Antonio Darè con Forza Italia. Sentiamo. Gianluca Posocco, possiamo dire, è lei ufficialmente il candidato sindaco di Vittorio Veneto per la nuova formazione Darè Forza Italia. Sì, esatto, stamattina abbiamo fatto l'ultimo incontro ed è stato deciso questo, insieme a un'altra civica al momento, quindi una bella squadra con persone competenti che molto propositive, con programmi rivolti al futuro della città. La conferma arriva poco prima delle 17 dal diretto interessato. È Gianluca Posocco, il candidato sindaco della nuova formazione ispirata da Gian Antonio Darè, anima storica della Lega trevigiana, espulso dal partito salviniano poche settimane fa. La presentazione ufficiale sarà venerdì mattina, ma già ci sono dei dettagli. Le liste a supporto di Posocco saranno 3. Una promanazione di Darè stesso, che sarà capolista, la seconda civica e la terza con il simbolo di Forza Italia. Lo strappo nel centrodestra è così compiuto, con Fratelli d'Italia e Lega Ufficiale che si sono ricompattati quasi di rimbalzo, ed è sul legame privilegiato Darè-Tosi che Giuseppe Paolin, leghista ad hoc e già deputato, sparge veleno, leggendo nel corso di Ring un'intervista non proprio lusinghiera nei confronti di Tosi, rilasciata dal politico vittoriese nel gennaio 2018. Tosi è l'emblema dell'incoerenza assoluta e lavora solo per sé. Ha iniziato nel MSI, è passato alla Lega e ha guidato il partito fino al 2015 cercando di eliminare Luca Zaia. Poi ne è uscito, ha fondato una lista col suo nome e nel giugno 2017 ha sfidato la coalizione di centrodestra nella corsa a sindaco di Verona con Patrizia Bisinella. 6 mesi ha votato, gli manca solo Rifondazione Comunista. Ma Paolin guarda anche in casa sua, in casa Lega, dove non mancano attriti sulle candidature per l'Europa. A Treviso sono 2 i nomi in rampa di lancio, uno in particolare lascia perplesso lo stesso ex deputato. Ho sentito che c'è Federico Caner, gli dirò comunque che sul simbolo per le europee c'è ancora il nome Salvini, cioè lui che si era lamentato, quindi lo trovo anche un po' cioè che si candidi per le europee dopo aver criticato
citato largamente il segretario, però vabbè, ognuno... E poi chi altri? Ma sento anche l'assessore Manera, l'assessore di Treviso Alessandro Manera, giovani in gamba, ad esempio per quello che riguarda Manera, incarna un po' tutti quei giovani che la Lega negli anni ha lanciato. L'assessore e vice sindaco di Treviso Alessandro Manera, marcato. Poi in realtà sembra che le candidature per le europee della Lega siano quelle, la riconferma di Borchia e della Conte, no? Sì, mi sembra che si vada su quella linea. Io ripeto, lo dico per coerenza, io avrei fatto altre scelte sulle europee, avrei candidato i primi per consenso, obbligandoli anche, pena l'espulsione, perché in un momento di difficoltà evidente del partito, insomma, perché arriva sicuramente il corvo di turno che dice non si lavano i panni sporchi, ormai sono panni al vento, insomma, in un evidente momento di difficoltà del partito io avrei candidato tutti gli attrattori di voto. Se voi andate a vedere sia il voto in Sardegna ma soprattutto quello in Abruzzo, il voto di preferenza corrisponde esattamente al voto di lista. Quindi vuol dire che lì, in Abruzzo, è diverso dal Veneto per carità, ma il simbolo non è stato così attraente così come lo è stato invece la preferenza, quindi la persona. Allora, oggi se tu vuoi invertire la rotta su cui siamo andati negli ultimi mesi, devi candidare le teste di serie, cioè quelli che possono trasversalmente anche portare a casa il risultato, cioè il sottoscritto, Zaia, il sindaco Conte, i consiglieri regionali, gli assessori regionali, cioè questi sono quelli che oggi hanno il consenso. Io avrei fatto questa scelta, il partito ha fatto una scelta completamente diversa, vedremo se pagherà bene, se non pagherà si assumeranno la responsabilità di questa scelta. Poi anche sul caso di Vittorio Veneto, anche questo è un epilogo scritto, insomma, nel senso che Tolidarè l'ha detto all'indomani dell'espulsione, e anche qui non entro nel merito giusto o sbagliato. Io avrei tirato la palla lunga avanti, cioè avrei concordato con Darè una tregua silenziosa e poi avremmo fatto i conti dopo le europee. Adesso tu in piena campagna elettorale per le europee e per le amministrative ti trovi comunque con un problema da gestire, cioè ti trovi un ex leghista forte che appoggia un sindaco con una parte di centrodestra contro la Lega, una parte di centrodestra. Poi insomma i cittadini fanno anche fatica a capire queste dinamiche, ma come? Allora fate tutte le conferenze stampa a tarallucci e vino, siete là tutti belli, sembrate i morosetti, dopodiché in ogni comune c'è una dinamica diversa. Cioè gestire un partito, gestire la politica è difficile, è un'attività difficile, è un'attività complessa e alta. Bisogna avere questa sensibilità di capire le dinamiche e affrontarle per quello che sono. Io ripeto, io Darè l'avrei espulso o non l'avrei espulso, ma comunque l'avrei fatto, una decisione l'avrei presa dopo, non oggi sicuramente. Molto chiaro, Assessore. Allora andiamo in diretta a Pederoba perché ci sono ecovandali che sono stati filmati e multati. Ci dice tutto Cristian Arboit. A te, Cristian. Sì, buongiorno di nuovo direttore, abbiamo cambiato location da Villorba a Pederoba per parlare di ecovandali che sono stati braccati, individuati, scovati, beccati con le mani nel sacco dopo settimane di pedinamenti. Con noi l'assessore comunale all'ambiente Fabio Maggio. È stata una vera e propria task force qui alle pendici del Grappa, perché poi alla fine era da settimane che continuavano questi pedinamenti. È un'operazione che è durata oltre 3 mesi. Abbiamo collaborato con tutti gli uffici comunali, che ringrazio, e la vigilanza del Consorzio Priula. E tutto nasce dalle segnalazioni dei tanti cittadini giunteci attraverso il numero verde ambiente che abbiamo attivato anni fa e che riguardavano gli sversamenti sul territorio, ma in particolare al di fuori degli ecocentri che rimanevano negli orari di chiusura. E questi sversamenti erano molto
importanti, sempre più drasticamente impattanti. Quindi abbiamo costruito questa task force, abbiamo impiegato mezzi e tecnologie importanti fornite appunto dal Consorzio Priola e siamo riusciti a beccarli. Li abbiamo presi, ci sono state 2 sanzioni molto importanti elevate e confidiamo che queste sanzioni e la tolleranza zero dimostrata dalle autorità dia un segnale a chi oggi ancora non capisce che questi gesti fanno parte di un'inciviltà che non può essere tollerata. Parliamo di 2 famiglie, vedete le immagini delle telecamere di 2 famiglie del posto che paradossalmente conferivano regolarmente il secco e il porta a porta, quindi loro avevano i bidoncini per il porta a porta, però poi sono incappati, diciamo così, sono inciampati sul rifiuto ingombrante. Sì, tra l'altro i conferimenti abusivi di questi soggetti erano particolarmente importanti, stiamo parlando di volumi anche importanti che hanno di fatto creato anche un disagio a chi frequentava regolarmente l'ecocentro negli orari di apertura. Quindi il messaggio, oltre a la tolleranza, ripeto, zero nei confronti di questi comportamenti, è di ragionevolezza. Prego chiunque di recarsi, nel caso in cui ci siano rifiuti ingombranti, presso l'ecocentro. È un servizio attivo, è un servizio disponibile, è un servizio a disposizione. Non è possibile che nel 2024 ci ritroviamo a commentare ancora abbandoni di rifiuti nelle nostre zone, che sono tra le più diciamo virtuose in Italia per la raccolta differenziata, abbandoni di rifiuti davanti agli ecocentri o sul territorio. Sono comportamenti su cui, ripeto, non ci potrà mai essere alcun tipo di sconto. Adesso, oltre alla sanzione, c'è anche il ripristino dei luoghi e là sarà un salasso. Sempre a loro carico, stanno venendo quantificate appunto l'ammontare delle sanzioni e delle spese di ripristino, quindi uomo avvisato, mi sento di dire mezzo salvato. Utilizziamo i servizi esistenti, comportiamoci come persone civili, perché ne va della pulizia ma anche del decoro del nostro territorio. Grazie Assessore Maggio. Con Simone Merlo, direttore, ti restituisco la linea da Pederobba. Grazie molto a Cristian Arboit. L'assessore Marcato, tra l'altro, a proposito di rifiuti ingombranti, si è occupato di bonifiche. Sì. Cioè quello che manda fuori, abbiamo visto le scene, cioè questi qua fanno una fatica boia, i carica a macchina, no, gli mette ore a caricare a macchina dei sacchi, se rompe un sacco te sporchi a macchina, dopo arriva davanti l'ecocentro o davanti alla piazzola, e scarica tutto, lavora come mussi per scaricare tutto quanto, con il rischio di essere scoperti, cioè, al di là del danno ambientale che insomma nel 2023 nel 2024 io so cosa vuol dire bonificare siti, perché insomma stiamo spendendo l'ira di Dio in regione, soldi dei cittadini per bonificare siti inquinati, ma mi domando, ma quanto stupido sito c'è? Oggi vengono a prenderti il rifiuto, te lo vengono a prendere in cucina, cioè i bus a porti, scusa, ma se devo fare il caffè, aspetta, ti porto via i fondi, cioè, siamo a sti livelli qua, ma cosa ti passa per la testa di mettere 2 ore a caricare la macchina, a fare 100 km, un'altra 2 ore per scaricarla, sotto a piova, ma bisogna essere in drio, questi sono ladroni criminali, in drio, cioè non c'è altre spiegazioni. Nel 2024 ancora, cioè ormai tutto il mondo sa che il rifiuto è pericoloso, è inquinante, che non si deve fare, lo sanno tutti, e poi mi dico, ma adesso questi qua avranno dei figli, come li guarderanno in faccia? Mi non so dire, sento, mi sono finito in televisione, il mono ha detto pare, ho detto mamma, ho detto zia, che se è finito in televisione perché ho fatto 100 km con la lavatrice, e mi sa perché ho mal di schiena, ma mia lavatrice, caricarla per andarla a portare da un'altra parte, ma è veramente una cosa che non so cosa scatti nella testa di queste persone qua. Era inspiegabile anche perché poi c'è la comunicazione, insomma, sappiamo benissimo la raccolta differenziata, ne parlano tutti i giornali, ci sono avvisi delle società che appunto si occupano di questo. Dobbiamo andare in pubblicità 1 minuto e poi torniamo con Roberto Marcato. State con noi. Di nuovo in
diretta con l'assessore Roberto Marcato. Abbiamo già parlato di Bassano del Grappa, ma è appena arrivato un pastone politico, così lo chiamiamo, di Alex Giuliano sulle ultime novità, per cui con Andrea Basso in regia e Alberto Pivetta direi di darlo adesso. Vediamo. La politica bassanese è una pentola a pressione e si sa, una volta alzato il coperchio scoppia tutto, ed è proprio quello che è successo e che succederà in questa campagna elettorale senza esclusione di colpi. Lo si era capito fin dall'inizio, fin da quando i candidati a Bassano erano 7, senza contare una parte del centrodestra, tanti, troppi. Poi è arrivato il grande centro che ha accorpato Scotton e Castellan sotto la bandiera del candidato Lega Nicola Finco, una bandiera sulla quale spiccano temi forti come la sanità, di cui il vicepresidente del Consiglio regionale si è fatto portabandiera nella Pedemontana. Poi c'è il centro-sinistra con il PD, Bassano Passione Comune, Più Europa e il Movimento 5 Stelle insieme per Roberto Campagnolo, e anche loro di battaglie per la sanità ne hanno fatte e come. Il tema della salute e dei problemi nell'ULSS 7 è dominante in città e non solo, con anche Roberto Marin di Impegno per Bassano che ha messo la questione fra le assolute priorità. In questo mare magnum tutto è destinato a venire a galla. Il PD ha attaccato Finco e la Lega su tutti i fronti, a partire da quello cittadino. Il grande centro rimbalza le accuse e intanto attacca a sua volta un'amministrazione che oramai è tenuta insieme solo dall'inerzia. Elena Pavan nel frattempo punisce Scotton levandogli il Giro d'Italia e chissà, vista la sua strategia di togliere visibilità a chi governa con lei, ma correrà contro di lei alle elezioni, il prossimo castigato potrebbe essere Andrea Viero. Intanto la sindaca si è presa in cura la gestione del Giro e in particolare i rapporti con gli altri sindaci del territorio. Ed ecco qui la nuova stoccata proprio sui rapporti fra i sindaci. Morena Martini affossa senza giri di parole la prima cittadina di Bassano. Per quanto mi riguarda, no, ci sono stati diversi episodi, sia in conferenza dei sindaci, dove ho rivestito anche il ruolo di vice, di suo vice, sia anche quando sono stata eletta in Etra, dove rappresentavo i sindaci del territorio. Quindi non so che cosa le abbia fatto scrivere, appunto, che ha avuto il consenso di noi sindaci e che ha portato rispetto per i sindaci del territorio. Io parlo per me, naturalmente, con me non è stato così. È stata una cattiva gestione, non ho nessun problema a dirlo, e se una sezione, e qua parlo appunto, entro nella parte forse politica, se una sezione di Bassano del partito a cui appartiene ha deciso di non riappoggiare la sua candidatura alle elezioni comunali, una ragione c'è. Il partito ha ascoltato le persone, ha tirato le fila della gestione del comune in questi 5 anni e ha ben visto che una gestione corretta del comune non c'è stata. Il coperchio è saltato e adesso si salvi chi può. Allora, a parte Bassano del Grappa, di cui parleremo ancora, Assessore, per quanto riguarda il terzo mandato, è stata messa la parola fine o ci sono margini per arrivarci? Le vie della politica sono infinite, questo lo sappiamo, poi le logiche a volte perverse di Roma lasciano aperta qualsiasi possibilità. Oggi è un'ipotesi non più percorribile, mi sembra insomma che 2 tentativi anche robusti da parte della Lega sono stati fatti e la risposta da parte di tutto il resto dell'arco costituzionale è stata netta. Non so che cosa possa accadere dopo le europee perché ci sia un cambiamento, cioè le motivazioni che oggi hanno portato Fratelli d'Italia, Forza Italia, Partito Democratico a votare no, non vedo perché dovrebbero cambiare dopo il voto europeo, se non per dinamiche altre, insomma, che hanno poco a che fare con le dinamiche che interessano ai cittadini. Perché, insomma, io l'ho sempre detto,
che non ci credevo, insomma, al terzo mandato, perché fa comodo a tanti, quindi certo. Togliere di mezzo chi ha visibilità, chi ha un consenso, un filo diretto con i cittadini, fa comodo a tanti, fa comodo anche a tanti mediocri, evidentemente. Senta, Assessore, siamo in chiusura. I suoi rapporti con il vertice del partito nazionale e regionale sono cambiati dopo, diciamo, lei proprio qui si era espresso in maniera proprio, aveva espresso una certa amarezza per la mancanza di contatti, è cambiato qualcosa? No, non lo sento nessuno, no. Io faccio il mio lavoro di assessore, che è la cosa più bella che uno può fare, lavorare per i veneti. I veneti è il mio unico paron, io ai veneti rispondo, il partito, insomma, non l'ho mai sentito e non voglio neanche disturbare, insomma. In questi momenti delicati sono molto impegnati, quindi è bene che lasciarli lavorare in pace e che ci siano risultati importanti, e questo ce lo auguriamo tutti, perché insomma, Ciari e Luna non sono i migliori, insomma, però vogliamo essere tutti fiduciosi. Assessore, grazie molte. Grazie a lei davvero. Grazie a Roberto Marcato, grazie ai nostri registi Andrea Basso, con lui c'è Alberto Pivetta. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. Arrivederci, buona giornata.